Amici bellini, ennesima conferenza metafisica di Luciano Spalletti alla vigilia di questa partita che, guarda un po', è importantissima, è la vigilia a spartiacque, perché anche ieri è successo che io veramente non so... Cominciamo, vai! Allora, amiche mie e amici miei, è un campionato incredibile, cioè veramente la mia prima reazione, va bene il Milan, ma poi quando pure l'Inter stecca, io ho scritto a tutti gli amici e agli amici anche abbonati del gruppo degli abbonati, ho scritto, ma lo vogliamo vincere questo campionato ridicolo? Perché è probabilmente il campionato più ridicolo degli ultimi 20 anni. Qualcuno, per esempio la Paramount Plus, no? Tutti contenti, ma è così, è incerto, non si possono fare previsioni. È brutto, cioè non è che è brutto, cioè è anche bello per i tifosi magari non sapere, però stiamo vedendo una qualità proprio a picco delle squadre più forti. Allora qualcuno può sempre dire sono le piccole che sono migliorate, sì, ma anche no, perché poi lo stiamo vedendo. Ma andando per ordine, benvenuto Ivan Maresca tra gli ultimi iscritti, benvenutissimi, iscrivetevi al canale perché altrimenti vi perdete delle cose, mi sembra chiaro. Poi c'è il canale Telegram, così veramente non vi perdete niente. Ricordo a tutti gli amici abbonati che magari non sono riuscito a contattare, contattatemi voi, controllate che siete iscritti, controllate che siete abbonati, scrivetemi su Telegram così vi posso aggiungere al gruppo dove si parla 24 ore su 24, quindi voi a volte potete anche mettere muto e poi intervenire quando volete, perché non dovete sempre così. Lasciate un like perché si parla di la delusione Barca eccetera eccetera. La delusione Barca. No, io voglio fare direttamente una cosa, ragazzi, andiamo direttamente alla Brabham perché è chiaro, mi sono scritto tutto, io chiedo scusa solamente per il ritardo, uno va a dormire tardi, già parlato Spalletti ma sono riuscito a sentirlo, e ne parliamo delle parole di Spalletti, le fonti misteriose eccetera eccetera. Però io mi vorrei concentrare un attimo sul campo. È sfizioso il fatto che il Milan non abbia vinto, che l'Inter non abbia vinto, è sfizioso. È sfizioso indubbiamente, e ci ritroviamo di fronte a una cosa, il famoso bivio, perché Spalletti ne parla, siamo di fronte al bivio, essere eroi, diventare degli eroi per i napoletani o essere dimenticati. E noi che vogliamo fare? Che vogliamo fare noi? Perché poi Spalletti lo dice bene, siamo noi stessi. La delusione del Barcellona non è che uno deve essere deluso perché non è stato all'altezza del Barcellona, ma non siamo stati all'altezza di noi stessi. E lì mi piace come risposta, perché ragazzi, una parentesi la devo fare, questo video diventa lungo di mezz'ora, non mi interessa proprio. Sentite un attimo, 2 anni fa non abbiamo fatto nulla, se avessimo vinto 1-0 comunque non avremmo fatto nulla, non avremmo avuto, non fossimo fatti, cioè, nulla. Ci sono pochi replay, non ce li fanno vedere, ma io non li posso mettere in chiaro senza gli occhiali sulle immagini, altrimenti me lo bloccano. Ma qua parliamo di fallo su Insigne non chiamato sull'azione loro, e quello di Cagliacon era rigore e io il fuorigioco non lo vedo, le linee Sky non le ha tirate, quindi io resto col dubbio che nel secondo tempo l'arbitro ha fatto dei macelli senza precedenti. A noi non ci chiama per fallo, a loro sì. Veramente raddoppia il rammarico, perché comunque noi abbiamo fatto un partitone e meritavamo di più, perché il pareggio mi sta stretto oggi. Beh, è così, credetemi. E non lo dico tanto per dire. Il Napoli ha fatto una partita attenta, stoica, quella che doveva fare, senza nemmeno buttarla, capito, alla viva il parroco. Siamo anche riusciti a risalire bene quando c'era la possibilità di farlo. Basta. Beh, allora 2 anni fa, quando affrontavamo il Barcellona in casa e finì come finì, io ricordo benissimo di recriminazioni anche arbitrali, e ricordo che parlammo di un Napoli che quando poi uscì al ritorno, perché comunque loro ci fecero male e furono superiori a noi, ma con un certo rammarico anche di qualche episodio dubbio, perché comunque il Napoli testa alta eccetera eccetera, testa alta che generalmente tutte le volte che siamo usciti anche perdendo ce la siamo sempre potuta giocare. In questo caso no, è questo che fa più male, e Spalletti lo dice pure. Poi se manca la qualità è la fine, perché noi quelle altre caratteristiche di lotta non ce le abbiamo. La classifica può portare una bagarre, e certo gli uomini forti, ancora sì, uomini forti, io mi sto un po' scocciando di queste frasi fatte, anche queste, perché poi
poi alla fine non portano a niente, non capiamo niente di quello che deve fare la squadra in campo, del piano gara, gli uomini forti, i destini forti e vabbè. E sarà una corsa a perdifiato. Vediamo di vederla questa corsa a perdifiato, perché io con la Lazio sinceramente, più che parlare di chi in campo eccetera eccetera, questo poi lo affrontiamo a fine video, io voglio vedere dei giocatori che in campo al primo minuto dimostrano con 3 falli, voglio 3 falli nei primi 10 minuti fatti dal Napoli. Se avesse la palla la Lazio, devi dimostrare che oggi non è cosa, cioè devi dimostrare questa partita la Lazio tu punti non ne fai, perché noi stiamo lottando per una cosa incredibile, tutto il destino si sta muovendo per una cosa incredibile, tu oggi la punti qua non li fai e si deve dimostrare. Poi è chiaro, questo discorso lo fa anche il Milan, questo discorso lo può fare anche l'Inter e non ci riescono, però l'atteggiamento, perché sono parole di Spalletti mica mie, il Cagliari ha dimostrato di volere di più la salvezza rispetto a quanto noi abbiamo dimostrato di volere lo scudetto. Questo non può essere possibile, questo il napoletano non lo può accettare, quindi andiamo avanti. Poi dopo c'è sempre la questione societaria. Al momento la squadra che veramente, che l'Inter è in difficoltà, il Milan, la squadra che sta spingendo in società, sapete chi è? È la Juventus. È la Juventus che sta dicendo in società tutti i giorni: ragazzi, è fatta, li abbiamo recuperati, li possiamo recuperare, è addirittura possibile. Si è abbassata la quota scudetto. Pensateci un pochino, quelli veramente, perché vincere è l'unica cosa che conta. Un pochino lo vorrei vedere anche io. Il coraggio, le femmine belle non si coccano, avevate paura, eccetera, eccetera. Dipende da noi. Io ho adesso ancora delle fonti misteriose per delle energie. Sicuramente delle energie le abbiamo perse, le abbiamo spese. Ho le fonti misteriose. Ma quali sono queste fonti misteriose, Luciano? Perché quelli che hai utilizzato magari di meno, un ass è utilizzato di meno, Mertens stai utilizzando di meno, troppo poco, e in questa formazione che è più o meno quella che uno si aspetta domani, Mertens non c'è. Le fonti misteriose sono Gulam, che tu hai detto che qualche spezzone di partita lo dovrà giocare, non certo Tuanzebe, non certo Malquit, ma le fonti misteriose queste possono essere un ass eccetera eccetera. Quindi vediamo, io un'idea di formazione anche ce l'ho che mi piace più di questa, però ne parliamo dopo. Staccato la spina, non esiste proprio, un po' di stanchezza, così si ritorna sul discorso del Barcellona. Probabilmente i 2 gol presi a freddo poi hanno determinato anche il resto della partita, e poi si prende tutte le responsabilità Spalletti di quella sconfitta. Errore mio averli voluti affrontare a viso aperto, quindi anche la linea di difesa molto alta, e loro ne hanno approfittato. Sì, però loro ne hanno approfittato anche perché hanno fatto il piano B, perché se tu li vai a prendere loro possono anche decidere la qualità di saltarla a pie pari, di non fare per forza il tiki-taka, ti scavalcano e ti trovi in difficoltà. Questa cosa successe con il Sassuolo, non c'eri tu, Luciano, era il Napoli di Gattuso, che tu li vai a prendere alti perché loro palleggiano e consigli direttamente a Berardi. È successo il patatrack già con il Sassuolo. Imparare, ma non lo deve fare nemmeno Spalletti. I giocatori dovrebbero anche essere in grado di arrivarci, no? Se una pallata e stare un po' più attenti. Ma il calcio è così, alle volte è crudele. Gli si fa anche la domanda della Russia, nessun motivo è valido per poi vedere dei bambini sotto i ponti che escono dalle camerette, è chiaro, e non ci aggiungo altro. Come sta Osimhen? Osimhen sta meglio di come è stato in queste partite dove comunque è stato utilizzato, quindi su Osimhen ragazzi non abbiamo dubbi, sarà la prima punta di domani, titolare. Mertens, Petagna si devono arrabattare dietro di lui. È chiaro che in questa condizione, certo, si parla di Lobotka, verrà convocato ma non è pronto per giocare. Lozano sta meglio, la spalla se la sente più forte, anche Issa ci vuole ancora una settimana, quindi niente da fare per i centrocampisti. È chiaro che un Demme che ci sta sembrando non performante come l'anno scorso, perché poi vogliamo dare i meriti a Spalletti perché ha recuperato Lobotka eccetera eccetera, e allora ha perso Demme. Può essere pure che è merito di Lobotka che sta performando meglio eccetera eccetera, e che è demerito di Demme che non sta così, altrimenti diamo a Spalletti tutte le responsabilità. Insigne non sta più segnando su azione, è colpa di Insigne o è merito di è colpa di Spalletti? A volte i giocatori ci devono mettere del loro, quindi il recupero di Lobotka da parte di Spalletti, benissimo. Ha perso a Demme Spalletti? Non credo, quindi
nei giudizi mettiamoci tutto sul piatto, altrimenti a convenienza, e sto sentendo troppe cose, critiche esagerate a Dem. Ci vuole il tempo che ci vuole, ragazzi, non ha giocato più e quindi si creano delle problematiche. Poi aspettiamo il prossimo allenatore, ha recuperato a Dem che non giocava. Capite che cosa vuol dire? Le fonti misteriose, eccetera, eccetera, come si può reagire? Spalletti dice: io faccio un'analisi più profonda, non mi posso fermare alle ultime partite. Chiedo scusa se parlo un pochino troppo veloce, l'amico Napoli style. Quanto è bellino, guardate che ha fatto. Ha scritto il mio nome in giapponome. Ringrazio anche l'amico Alfredo. E insomma, quello mi segue, ma io parlo velocissimo. Mi sento pure. Allora comincio a parlare alla Spalletti. Così mi segue anche l'amico giapponese. Quindi, facendo un'analisi più profonda, Spalletti dice: in totale, in generale, comunque stiamo andando bene e dobbiamo conservarla quell'autostima. Non è che adesso dobbiamo perdere tutto quello che abbiamo fatto e siamo scarsissimi. Dobbiamo ricordarcelo, ma adesso siamo al bivio. Quindi adesso siamo al bivio, ricordiamoci l'autostima, ricordiamoci cosa abbiamo fatto con la Lazio all'andata e magari cerchiamo anche di bissarlo, perché quelli saranno gli avversari e noi stessi, quindi bene o male con qualche differenza. Eroi o dimenticati? Ora mi chiedo, se arriviamo in Champions senza sfiorarlo lo scudetto, siamo lo stesso degli eroi? Questo sarebbe poi stato da chiedere a Spalletti, ma le domande non gli arrivano così. Siamo lo stesso degli eroi o veniamo dimenticati se andiamo in Champions? Non dovremmo andare dimenticati se andiamo in Champions, perché comunque è un obiettivo importante. Sarri ha un peso particolare questa partita? Beh, certo, un peso particolare ce l'ha, dice Spalletti, perché comunque i ricordi di quel Napoli che giocava benissimo, ma alla fine è un avversario come tutti gli altri. E poi paragoni cinematografici, ogni maledetta domenica, quei centimetri da recuperare, eccetera, eccetera. La voglia di scudetto, la Champions centrata, il pericolo di sentirsi appagati. Ragazzi, mamma mia, malissimo. Non dobbiamo essere appagati di nulla, perché la Champions, per quanto sembri blindata, assolutamente no, e Spalletti ce lo ricorda. Nel momento in cui tu ti senti appagato per un attimo e hai staccato la spina, non la riattacchi più, e se perdi il contatto per questa lotta a scudetto hai perso anche la Champions, e questa è una cosa che ci dobbiamo ricordare benissimo, perché dietro sono affamate e sono inguaiate proprio a livello economico, quindi non si fermeranno mai. Atalanta con la nuova proprietà, quindi non scherziamo proprio. Le milanesi che stanno lottando per questa cosa, una per confermare, quindi per aprire il ciclo, l'altra per interrompere il ciclo e per tornare ad altissimi livelli, eccetera eccetera. Maldini oggi ha parlato, Maldini ha detto: non ci possono mandare degli arbitri esordienti, siamo primi in classifica. Così fa la società che vuole essere rispettata e si sta giocando qualcosa di importante. Si parla prima. Non ci possono mandare arbitri esordienti. E poi non è che tu il Napoli resta così. Ma ci hanno scippato un'altra possibilità, perché tutti gli anni lo fanno. Allora prevenire, imparare come fare. Perché poi invece succede e poi è troppo tardi e a giugno dici: a me però quell'arbitro no, si deve fare prima, altrimenti non te ne frega niente. Signori miei, questa secondo me è la formazione che scenderà in campo. Poco da dire. Io, come anche l'amico abbonato, il mister Davide, e ce ne stavano altre di amici con cui parlavamo di formazione, onestamente io non vedo più il Napoli segnare e non vedo la Lazio preoccuparsi se non mettiamo Mertens, che poi gli segna sempre la Lazio, quindi è anche una questione di storia. Devi metterci Mertens qua vicino a Osimhen. Basta, mi sono scocciato di vedere Mertens in panchina, non ce la faccio più. Mettici Zielinski e Fabian qua, proprio perché Demme non sta performando. Metti la qualità là al centrocampo, Insigne, Elmas, va benissimo, come volete voi. Se il capitano si sente bene, prima o poi una gol su azione lo dovrà pur fare, altrimenti siamo proprio al record negativo incredibile. Se Politano ha pure segnato con il Barcellona, quindi lo confermiamo lì, va benissimo. C'è un ass che Scarpit, secondo me bisognerebbe fare così. Qui poi in difesa lo sappiamo, le energie misteriose non sappiamo quali sono, ma io già così mi sento un pochino più pericoloso e dare qualche pericolo alla Lazio. Se invece non è che Zielinski non sia pericoloso, perché i suoi gol nelle gambe ce le ha, ma anche per non mettere in difficoltà Demme, perché in questo momento non mi sembra brillante. Vediamo.
Addirittura tu Kozierischi qua ci potresti anche giocartela così, non con Insigne ma con Elmas dietro la punta e Mertens, ma non può succedere perché Elmas partirebbe da qua. Insomma, sono poche le variabili che possiamo vedere in questa partita, ma l'approccio deve essere fondamentale. Non voglio sapere niente, basta Barcellona, stendiamo tappetini di yoga pietosi e dedichiamoci alla Lazio. Oggi sono pure un paio di partite interessanti da vedere, ma c'è il che fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra, like su Fun e fate le cose belline, perché se non le fate non ho capito che siete iscritti a fare. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.